guardate da 1000 occhi, sono tutte un pochino con le gambe che tremano, è la prima volta alcune che sfilano, quindi hanno bisogno della vostra energia. Continuate pure a fargli le foto con i cellulari perché le mamme devono mandarli a tutti giustamente, ma battetegli anche le mani. Prego ragazze! Vediamo sfilare in abito elegante la numero 1. Lei è Sara. Sara è di Dolo, in provincia di Venezia e ha 15 anni. Ora la numero 2. Lei è Elena, è di Vicenza e ha 17 anni. Elisa è di Ponte di Grave, in provincia di Treviso e ha 15 anni. La numero 5. Lei è Morena. Viene da Mestre, in provincia di Venezia e ha
con Ed Sheeran. Lei è di Sarceto, in provincia di Vicenza e ha 19 anni. La numero 9. E si chiama Arianna. È di Mano, in provincia di Vicenza e ha 22 anni. Con il numero 10 Martina. Martina è di Verona e ha 16 anni. Ed ha 16 anni. No, ho sbagliato, ne ha 19. Diamo la numero 12. Lei è Gloria, viene da Capisano, in provincia di Vicenza e ha 15 anni.
ed è giusto, se no si fanno qua, Però vorrei anche qualche altra curiosità di voi, qualche particolarità, una passione, qualcosa che ci volete raccontare voi, decidete voi. Allora, oggi una scuola fisica che c'è parecchio da contare e facevo una sportiva, quindi la nostra miss. Andiamo avanti con le altre, vado avanti poi faccio il giro, non pensate che da voi non venga, E tu che ci racconti invece? Io normalmente non faccio sport, ho fatto danza e atletica. Mi piace mangiare, il tuo piatto preferito, si può anche dire quello, è una bella cosa mangiare, non dobbiamo vergognarci se non facciamo niente, mangiamo e basta. È uno sport da mangiare. Pizza e anche riso, essendo belga, anche se non sono da lavoro. Sai cucinare? Tu di sempre sì, poi dopo sposati si capisce, non sa niente nessuno, non ti preoccupare, prego. Morena, e come ci racconti? Nella vita io sono pratica di equitazione nella moltissimi anni e devo dire che mi piace tantissimo e però spero di continuare a equitazione. Hai un cavallo tuo? Sì, Fai gare? al momento sono ferma da un po', però ne ho fatte fino all'anno scorso e devo dire che mi sono Complimenti! Cara, e tu cosa ci racconti? io ho una passione per la moda e Potresti diventare una truccatrice? Quando mandiamo in pensione le nostre, no, scherziamo ovviamente. Con la moda, con la truccatrice qualcosa salta fuori, in bocca al lupo anche a te. E tu che ci dici? Allora, io ho praticato pattinaggio artistico per 9 anni e ho dovuto smettere a malincuore perché sono residente a Milano e adesso faccio danza. Che tipo di danza fai? Contemporanea. E diventare una ballerina non ci pensi? Quello sicuramente lo porterò dentro per sempre. Insomma, sei a Milano, la Fracci ormai la mandano in pensione, che dici prendiamo di posto, no? Sì, sarà una cosa che farò per tutta la vita, sicuramente. Complimenti anche a te. Cara, che ci racconti? Io ho praticato un sacco di sport, ho fatto pallavolo, danza, pattinaggio, nuoto e per molto tempo ho fatto equitazione, adesso ho smesso e ho un cavallo. Posso chiederti una cosa? Tu sei di Cremona, è la prima volta che partecipi con noi, vero? Cosa ti ha portato ad avvicinarti a noi? Dunque, mi è sempre piaciuto fin da piccolina un po' mettermi in mostra, fare tante fotografie, sfilare. Mi sono sempre divertita comunque, quindi ho detto proviamoci E hai fatto bene. E tu che mi dici? io ho praticato il pallavolo per le stesse, però Che fai in palestra? Fai come me, chiacchiere, macchinetta dell'acqua, della Red Bull e poi torno a casa o sei seria? C'è gente seria che va in palestra anche, Non abbiate paura quando mi avvicino, tremano tutti, sono tutte domande semplici, non c'è voto, hanno già votato i nostri giurati. Il dado è stato tratto, la nostra Maria Giulia ha già mandato ai conteggi le schede, quindi adesso possiamo veramente dire quello che vogliamo, tanto è fatta, no? E tu che mi dici? io al momento pratico MMA, cioè arti marziali miste. Sì, insomma ci picchia questa, attenzione! Quelli con i coltelli, quelli anche mi difende lei, ecco. E complimenti, ma come mai una ragazza così angelica vuole picchiare la gente? Io anche papà mi ha sempre insegnato quest'anno, quindi cioè figlia di un ex cugine, quindi secondo me Mi ha mandato la passione, il fatto che devo portare avanti. Non è adatta. Arrivo di qua. E tu che mi dici? io faccio Scommetto che è single. E ti piace? La tua specialità?
a parte, ragazzi, qua Giovanotti, questa sa cucinare, ve lo dico. Utilissima. E tu invece? Utilissima. Io ho fatto pallavolo per 6 anni, poi ho smesso e mi sono dedicata al campo per 3 anni e anche quello ho potuto smettere per altri motivi. Adesso vado a scuola, faccio palestra. Qual è il tuo cavallo di battaglia nel canto? Una canzone che proprio dici è la mia, nelle mie corde. Di genere perlomeno. Io capisco il genere R&B, jazz e anche blues, perché trovo più melodici e sono Non ti faccio improvvisare, ma sappi che la prossima volta preparati, te lo chiederò. Questa era troppo come effetto sorpresa, ma mi uccidono anche loro, cioè capite? E tu che mi dici? La mia passione più grande è la danza classica, la pratico da 9 anni ed è la mia vita. Complimenti. E la nostra Elenuccia? Allora, io ho praticato per 11 anni a livello agonistico ginnastica ritmica, poi per impegni scolastici privati ho dovuto mollare, adesso da un paio d'anni faccio palestra. E la mia più grande passione è l'estetica, che sarà il mio lavoro e il make-up. Complimenti. Bocca al lupo perché un po' hai appunto. Ragazze, noi vi abbiamo conosciuto, siete state molto simpatiche, fateci l'ultima sfilata d'uscita che poi ci rivedremo con gli abiti dello sponsor. Vitality, parrucchieri, Ciccagné, Perini Make-up, Ciubichini, brand rivoluzionario di beachwear, Agricola, la birra artigianale che le nostre miss minorenni non possono bere ovviamente, la beviamo noi dell'organizzazione, Paccia Collection, Rapax Sport Wear, Gruppo Caroli Hotel, Urban Art, Alpac, Radio Kiss Kiss e non ci ferma nessuno, il tour motivazionale di Luca Vete di Striscia alla Notizia. E ora vorrei fare una menzione particolare a colei che insomma veste le nostre ragazze per la sfilata che a breve vedrete. Lei è una cara ragazza, è la nostra Andra che andremo a presentare poi, che presenterà appunto la sua collezione di abiti meravigliosi che sarà possibile acquistare nel suo showroom. Prego con le ragazze!
perché c'è chi non si muove da casa. Sì, siamo anche su Facebook, Miglior Cittadella. Grazie mille Andrea, i tuoi vestiti sono stupendi e le ragazze pure, grazie mille, grazie. Ragazze, siamo arrivati alla fine, voi direte finalmente che ci leviamo i tacchi, che ci abbiamo due gambe così che da oggi che sfiliamo. No dai, ovviamente chiederei alle mie ballette, alle mie collaboratrici